Signore e signori, autorità presenti, rappresentanti delle istituzioni e di tutto il mondo associativo della stampa, è per noi e per Fratelli d'Italia, per il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, un grande piacere accogliervi oggi a questa conferenza stampa dedicata alla primavera del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco. Io innanzitutto porto i saluti del capogruppo, il consigliere Claudio Borgia, che purtroppo oggi è stato bloccato a causa di un imprevisto dell'ultimo momento e quindi mi trovo con piacere a sostituirlo. Permettetemi innanzitutto di rivolgere un sincero ringraziamento al mondo delle Pro Loco, che rappresenta una delle anime più autentiche del nostro territorio. Un saluto particolare al presidente di Umpli Veneto, Rino Furlan, che è qui con noi, e a Giovanni Follador, presidente di Umpli Treviso, che purtroppo oggi non riesce ad essere tra noi e non è presente qui. È grazie a voi, è grazie a tutti i volontari che con passione, competenza, spirito di servizio e dedicando il loro tempo rendono possibili manifestazioni come questa, come quella che andiamo a presentare oggi. La primavera del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco non è un evento isolato, ma fa parte di un percorso più ampio di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Insieme ad altre importanti rassegne come Malanotte d'estate, Delizie d'autunno e Fiori d'inverno. Iniziative che stagione dopo stagione, anno dopo anno, raccontano la ricchezza enogastronomica della nostra terra e il lavoro straordinario delle comunità locali e delle associazioni che le organizzano e dedicano il loro tempo per la riuscita di esse. Questa rassegna e questi appuntamenti consolidati nel tempo e che rimangono sempre molto attesi da tutto il territorio sono capaci di registrare importanti presenze e la partecipazione sempre crescente, segno evidente di quanto il pubblico apprezzi la qualità dell'offerta e l'autenticità delle esperienze che esse propongono e continua a sviluppare e a mantenere alto i numeri relativi al turismo di prossimità. L'edizione di quest'anno prenderà ufficialmente il via il 13 marzo alle 18:30 a Santo Stefano di Valdobbiadene e accompagnerà cittadini e visitatori lungo un percorso che attraversa il nostro territorio fino alla chiusura prevista del 14 giugno a San Pietro di Felletto. Vorrei poi ringraziare e quindi fare una menzione speciale e particolare del prestigioso riconoscimento recentemente ottenuto, come sappiamo, Conegliano Valdobbiadene, città italiana del vino. Un titolo importante che premia la storia, il percorso iniziato anni fa, la cultura e il lavoro di un intero territorio. E a questo proposito desidero rivolgere le mie congratulazioni alle amministrazioni comunali coinvolte, che con impegno e visione continuano a valorizzare queste colline straordinarie, questa parte della nostra regione che è davvero unica. Voglio anche ringraziare con immenso piacere Isidoro Reboli, presidente della strada del Conegliano Valdobbiadene, per il prezioso sostegno, la disponibilità, ma soprattutto per l'impegno costante nel cercare di valorizzare il territorio e la sua eccellenza. E il suo contributo e la sua passione rappresentano un vero punto di riferimento fondamentale per la promozione e la crescita della cultura enogastronomica delle nostre colline. Eventi come questo, come la primavera del Conegliano Valdobbiadene, assumono oggi un valore ancora più importante, ancora più strategico, ancora più significativo. Negli ultimi anni, infatti, il nostro territorio ha conosciuto un crescente interesse turistico, favorito anche dal prestigioso riconoscimento UNESCO delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, e questo ha portato sempre più visitatori, sempre più presenze e sempre più appassionati a scoprire quest'area della nostra regione. Un ruolo fondamentale naturalmente è stato svolto dal Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore d'OCG, che rappresenta una realtà di grandissima importanza e rilevanza e soprattutto in riferimento a quello che è il nostro settore, il nostro comparto economico, ma soprattutto per la reputazione internazionale del nostro vino. I numeri chiaramente sono più che espliciti, sono più che chiari. 98 milioni di bottiglie
prodotte nell'annata 2025, una presenza sempre più forte sui mercati e soprattutto un livello qualitativo che è sempre più alto. È un frutto di un lavoro attento dei viticoltori, delle catene del territorio, che partono dalla tradizione e arrivano a un prodotto finito di altissima qualità. Per questo, infine, desidero concludere rivolgendo un sentito ringraziamento al Presidente del Consorzio Franco Adami, che purtroppo anch'esso oggi non è presente, e al Direttore Diego Tommasi, per l'impegno costante nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione del Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore d'OCG. Sono convinto che anche questa edizione, come le precedenti della primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, saprà confermare il successo degli anni precedenti, rafforzando ulteriormente il legame tra territorio, comunità, storia e visitatori. Grazie ancora a tutti. Ci dovrebbe ora essere un contributo video. Grazie. Ora chiamerei qui per il suo intervento il Presidente di Umpli Veneto, Rino Furlan, che accoglierei con un applauso. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Perfetto. Adesso scusate. Buongiorno a tutti. Voglio ringraziare innanzitutto il consigliere regionale capogruppo Claudio Borgia, Matteo Baldan e tutta la regione per aver organizzato questa conferenza stampa. Permettetemi da nazionale di portare il saluto di Antonino Laspina ai 7.000 proloco che ci sono in Italia e che logicamente promuovono quello che sono i prodotti e il territorio. Porto il saluto di 579 proloco che abbiamo in Veneto, dei 7 comitati provinciali, di 42 consorzi e di 50.000 volontari che non si vedono ma sono sempre alle nostre spalle a guidarci. Lo dico con orgoglio e con diciamo, un'emozione nel cuore. Io che sono l'amministratore di sagre ed eventi di qualità a livello nazionale, quando sono nelle altre regioni, le altre regioni mi dicono ma cosa fate, come fate? Perché ci invidiano quello che siamo riusciti a fare. Dico grazie a Giovanni Follador, presidente di Umpli Treviso, dove anch'io sono un trevisano e da trevisano dal 1985 insieme a Giovanni Follador, presidente di Umpli Treviso, abbiamo pensato di organizzare delle rassegne. Una delle prime è quella della primavera del Prosecco e credo che qua ci sia la dimostrazione di quello che si è riusciti a costruire nel tempo grazie ai consorzi. In questo caso il consorzio che lo fa da principe è il consorzio del Conegliano Valdobbiadene, ma ci sono altri 3 consorzi dell'area delle colline che permettono, grazie ai produttori che nel tempo si sono organizzati, si sono messi in gioco e con il loro sacrificio ci hanno portato ai tempi nostri, dove credo che probabilmente non siamo neanche in grado di sopperire le richieste di mercato. Ma va detto grazie a tutto quel mondo di volontariato che, collegato ai produttori, ci ha permesso di organizzare non solo la rassegna Primavera del Prosecco, ma lo citava prima Matteo Baldan, anche
germogli di primavera, fiori d'inverno, delizie d'autunno, mannarotte d'estate, e poi con una rassegna veneta stiamo cercando di portare avanti una rassegna che si chiama Bisi in Festa. Va detto grazie a chi lavora la terra, a chi poi coltiva le viti, a chi raccoglie l'uva, a chi poi produce quel delizioso vino. E ve lo racconto con un aneddoto. Mi sono trovato girando l'Italia in Campania, dove mi portano a prendere un aperitivo. Io pensavo mi facessero bere un bicchiere di vino del loro, e invece vanno nella cantina, prendono una bottiglia di prosecco. Io ho sorriso perché ho detto vuol dire che ormai è entrato nella testa di tutti. Quindi io lo dico perché siamo invidiati per quello che facciamo. Lo è la provincia di Treviso in primis, lo è la regione Veneto, e va detto grazie di cuore a tutti quelli che si mettono in gioco per promuovere questo nostro bel Veneto e questa nostra bella provincia di Treviso, che è di esempio anche per le altre province. Grazie. C'è un ulteriore contributo video. Oh, no, questo era, scusate, ok. Il secondo video. Ok, perfetto. No, giusto perché, ok. Ringrazio, scusate per il qui pro quo. Allora, chiamerei per le conclusioni il consigliere provinciale della provincia di Treviso, Raffaele Freda. No, io questo. Ma quindi questo intervengo? Sì. Okay, va bene. Scusate, pensavo che dopo i video. Chiamo qui, accoglierei a questo punto con un applauso Isidoro Rebuli, che è presidente della strada del Conegliano Valdobbiadene. Nel frattempo verrà illustrato anche qualche dato. Prego. No, è già acceso. Grazie a tutti e grazie al consigliere Baldan, a Claudio Borgia che ha organizzato il tutto. Permettete un ringraziamento a un ex consigliere qui presente, sempre attivo nella nostra zona, Tommaso Razzolini, sempre molto attento al nostro territorio. Allora, raccontare la primavera del Conegliano Valdobbiadene si potrebbe fare in 5 minuti. Un riassunto, infatti abbiamo anche un contributo poi di come sarà l'edizione quest'anno. Raccontarla davvero, 31 anni di primavera con la Valdobbiadene è veramente stata una storia bellissima, una storia che ha fatto veramente crescere in modo esponenziale tutto il territorio. Per dirvi, l'altro giorno mi sono trovato per caso con Giulio Somma, che è uno dei padri fondatori della primavera del Conegliano Valdobbiadene, che è qui nella zona del territorio, cioè nel territorio in occasione appunto della città italiana del vino, insieme col Vulture.
e parlando insieme abbiamo detto, cioè 31 anni fa è nato il primo esempio del marketing territoriale di un territorio. Primavera del Conegliano Valdobbiadene è stato il primo esempio. È stato un esempio partito dal basso che però è riuscito in qualche maniera a coinvolgere tutti, perché sul tavolo della Primavera del Conegliano Valdobbiadene ci sono tutti. Dall'inizio le Proloco, appunto, il mondo del volontariato, i comitati, però la provincia è sempre stata molto attenta, la comunità montana che all'epoca erano molto molto attente, e le associazioni di categoria, cioè praticamente all'interno dello stesso tavolo tutti concordi per partire, per far crescere quello che ha diventato ad oggi patrimonio umanità. È partito probabilmente da là, mettere insieme, all'epoca erano 12 rassegne, adesso 15, poi qualche anno è stato 17, qualche anno 15, così, è stato veramente un'impresa, perché rassegne che avevano storia, rassegne che avevano anche 50, 60 anni, metterle tutte all'interno di un unico cartello è stato sicuramente un grande evento, secondo me, e un grande forza di tutto il territorio che ci ha creduto, istituzioni appunto e volontariato. Ecco, questo per dire che grande lavoro di squadra che deve proseguire assolutamente, non dobbiamo fermarci sulla Lori, adesso siamo patrimonio umanità, siamo un territorio che è battuto da centinaia di migliaia di persone ogni anno, dobbiamo in qualche maniera continuare a crescere come Primavera del Conegliano Valdobbiadene e far crescere insieme a noi il territorio, appunto sempre assieme a tutti quanti, facendo sempre squadra, facendo gruppo. Credo che sia l'unico modo per crescere e crescere. Si parlava prima, venendo qua col direttore Tomasi, di quanto è importante far alzare la percezione di un territorio dal punto di vista sia del prodotto che dal punto di vista del territorio stesso. Dunque l'attività che noi facciamo come Primavera del Conegliano Valdobbiadene col volontariato chiama e porta sempre a far crescere anche, per esempio, strutture ricettive. Le cantine ci pensa il consorzio, per quanto riguarda l'ospitalità in genere ci pensiamo, aiutiamo anche noi, ognuno mette il suo, e questo secondo me è fondamentale per la crescita di un intero territorio. Qui presentiamo, io vado un po' a braccio, c'erano delle slide, le faccio andare, però le 15 mostre appunto si diceva che vanno le 15 mostre che vanno da marzo a giugno, sono... La prima inizia a Santo Stefano, fa un paio di giorni, che è la mostra di tradizione che inaugura la rassegna. Poi abbiamo qua tutti, come dicevo appunto, guardate, quello che dicevo poc'anzi, chi è che fa parte del comitato? Sono tutti quanti qua, manca nessuno. Se qualcuno manca deve alzare la mano o credo che ci siano dentro tutti, vuol dire che tutti si crede in questa rassegna e questo è fondamentale appunto per la crescita dell'intero territorio della rassegna. Sì, vabbè, questi sono i numeri, inutile, leggete voi, inutile che leggiamo tuttora. Le date delle mostre, che parte appunto il 13 di marzo da Santo Stefano per chiudere il 30 maggio a San Pietro di Feletto. Le iniziative che si faranno quest'anno, che si ripropongono quest'anno, è il minibus che praticamente collega delle mostre l'una all'altra in modo da fare in maniera di fare anche un modo di visitare le mostre del vino in modo sostenibile, lasciando magari le autovetture ferme in qualche punto e poter muoversi con il minibus e allo stesso tempo non utilizzare magari l'auto avendo bevuto un calice in più, che non va proprio così bene. Il discorso della slow bike che facciamo ogni anno ormai, il Conegliano Valdobbiadene Day, che è un'escursione in mountain bike. A questo devo aggiungere che ogni singola mostra, che non sono all'interno del programma, organizzano veramente dei modi di visitare il territorio molto intelligenti, organizzando delle passeggiate o quant'altro, proprio un turismo molto slow per far sì che si immergano completamente nel territorio e lo amino, iniziano ad amarlo come lo amiamo noi praticamente. Noi qualche volta siamo sempre di corsa e non riusciamo a vedere com'è, ma è un territorio bellissimo e meraviglioso e le mostre fanno questa operazione appunto perché anche il turista che arriva deve arrivare e deve conoscere e amare quello che sta visitando. E in questo modo poi torna a casa, parla bene, fa pubblicità
e le persone tornano. Questo è la legge del marketing, c'è niente di... Il vedere, no? Il passaparola, il vedere alla fine è la cosa migliore, no? Possiamo fare tutte le campagne che vogliamo, ma se io dico a Rino Furlan che il posto è bellissimo, che il ristorante si mangia benissimo, quella cosa, ecco che Rino Furlan ci va direttamente, come chiunque di noi, no? Perché chiaramente abbiamo più una percezione diretta. Poi ci sarà, come ogni anno, il premio della Fascetta d'Oro. E questo è un premio riconosciuto dal Ministero, è un premio l'anno scorso, Bertilla forse mi correggerà, aspetta che guardo, no mi ricordavo bene, 81 aziende che hanno partecipato con 241 campioni, dunque in qualche maniera è un modo dove il Conegliano Valdobbiadene è rappresentato in grande parte e chi vince il Gran Premio della Fascetta d'Oro sicuramente è rappresentativo dell'intero territorio che va da Conegliano a Valdobbiadene. La scelta green, ecco un altro aspetto che la Primavera è sempre stata molto attenta alla sostenibilità, questo è fondamentale, si parla in questi anni molto di sostenibilità, però la Primavera effettivamente ha iniziato questo lavoro già una decina d'anni fa, non è una cosa recente ed è una cosa importante, in qualche maniera abbiamo fatto in modo che le aziende che partecipano alla Primavera siano spronate a essere sostenibili e ad amare il territorio. Un territorio che l'abbiamo trovato noi, dobbiamo lasciarlo ancora meglio, no? Si dice, nel senso che non è che possiamo solo sfruttare il territorio, ma dobbiamo sfruttarlo, sì, da un certo punto di vista, però tutelarlo assolutamente. Ecco, questo è anche un altro esempio di come la Primavera del Conegliano Valdobbiadene sia molto attenta anche a questo tipo di aspetto. Per chiudere, lo slogan un anno della vita alla bellezza e al gusto. Dunque, l'unica cosa che possiamo dire, dobbiamo cercare in qualche maniera di continuare a portare la gente sul territorio, perché una volta che viene sul territorio poi si innamora, non c'è modo, si innamora, non c'è niente da fare. Una volta che sono là, lo amano. Questo è fondamentale per noi e su questo noi continueremo a lavorare continuamente ogni anno. Ricordo solo 3 cose che sono state prima citate di quest'anno, che è molto importante. Appunto il Conegliano Valdobbiadene è città italiana del vino insieme al Vulture. C'è l'120esimo della scuola enologica, 150esimo, mi sono sbagliato 30 anni e non ero... Poi per quanto mi riguarda, questo non posso sbagliarlo, il 60esimo della strada del Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore, che ricordo è anche la strada più vecchia d'Italia, nasce praticamente da un'idea, dopo essere state a vedere la Weinstraße in Germania, è nata nel 1966, e quest'anno si festeggia appunto il 60esimo, e poi invece l'80esimo della Confraternita di Valdobbiadene, che è un'altra istituzione importante del territorio che rappresenta il Conegliano Valdobbiadene. Ecco, vi ringrazio e aspetto tutti, chi è già del territorio lo conosce e lo ama già, chi non lo conosce magari viene a trovarci. Grazie mille. Grazie al Presidente Rebuli. Abbiamo ora un altro contributo video sull'enoturismo, prego. Grazie, e ora chiamerei ad intervenire Diego Tommasi, che è il direttore del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore da UCG.
Grazie. Sì, grazie. Io forse dovrei parlare di quello che fa il Consorzio per cercare di mantenere così viva questo interesse per questa denominazione così importante, e per queste colline che abbiamo detto tutti si innamorano e tutti fotografano quotidianamente. È un impegno difficile perché sappiamo quanto sia gravoso gestire queste colline con pendenze verticali, con costi di gestione che sono 3-4 volte maggiori rispetto invece a delle realtà dove la viticoltura è maggiormente meccanizzabile. Quindi il Consorzio ha come primo scopo, come primo obiettivo e spero insomma, che a breve con l'aiuto anche della Regione si possano già avere così dei primi riscontri su come si voglia cercare di tutelare maggiormente questi eroi che quotidianamente e annualmente impiegano 850 ore di manodopera per gestire un ettaro. Però come siamo arrivati a questa realtà? Mi permetto di andare ancora un po' più indietro rispetto a quello che ha detto Isidoro, che parlava della nascita delle primavere del Prosecco del 95. Ho letto che le primavere del Prosecco sostituiscono le mostre del vino che sono nate subito dopo nel dopoguerra, quella di Col San Martino già nel 49-50, c'era questa mostra che aveva lo scopo di proprio portare a far conoscere i vini del territorio, ma non pensiamo che fossero i vini che conosciamo oggi, probabilmente c'era molto Verdiso, c'era molta Bianchetta, Perera, c'era fino agli anni 60 anche ancora Clintoc, Bacò e così via, per cui è stato grazie proprio a queste mostre del vino che si è cominciato a parlare del vero prodotto e quindi del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Poi appunto nel 95 cerca di dare una maggiore organicità a queste mostre con la nascita delle primavere del Prosecco. Ma l'altro passo importante è successo 3 anni fa, perché da primavere del Prosecco oggi sono primavere del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, quindi un timbro geografico che non si può trascurare, che non si può dimenticare e non si può ripetere. Purtroppo anche lei è stato lunghissimo Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, però così dobbiamo essere perché noi siamo il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Per cui ecco, l'altro grande, voglio dire, subito la primavera del Prosecco con Giovanni Flodoro hanno accolto questa richiesta del Consorzio di aggiungere Conegliano Valdobbiadene, quindi questa capacità e questa volontà di essere sempre aggiornati. Però sono stato anche attento a quello che ha detto lei ha nominato 2 volte la parola autenticità. Ecco, queste mostre, queste primavere servono a far capire cos'è veramente autentico. Non c'è intelligenza artificiale, non ci sono altri sotterfugi nel momento in cui migliaia di persone si dedicano, si è volontario, ma il volontario è anonimo, e questa è la grandezza, no? Persone che lavorano assolutamente anonimato, che dedicano il loro tempo per questa realtà. Da dove nasce quindi questo mettersi a disposizione degli altri? Nasce da un senso di appartenenza a un territorio, a un paese, a una frazione, a un borgo, che ha probabilmente 200 anni di storia, quando all'inizio del 1800 queste persone che restavano sui nostri territori hanno scavato, li abbiamo calcolati, 4.760 chilometri di ciglioni a mano con pala e piccone. Da qui nasce questo senso non di proprietà e di appartenenza a un territorio che ancora oggi si trova in queste persone che magari non si dedicano più al vigneto, però hanno sentito parlare delle fatiche dei nonni, dei bisnonni e così via. Quindi ecco, da qui nasce questa autenticità e nasce questo senso di appartenenza così forte che può permettere di realizzare queste manifestazioni così importanti. Un mese fa un regista inglese, Frank Mannion, ci ha chiesto di fare un film sul Conegliano Valdobbiadene. Aveva appena finito di fare un film documentario sullo Champagne, dice: voglio fare il Conegliano Valdobbiadene, mi piacerebbe avere qualche elemento glamour, come ad esempio le primavere del Prosecco. Quindi capito, un inglese, un regista che non ci ha detto: voi Consorzio fate parte della Biennale Cinema o Campiello, le primavere. Aveva
testimonianza, vi posso vedere la mail dove c'è scritto vorrei degli elementi glamour, ad esempio le primavere del Prosecco. Per cui insomma un merito a tutti quanti quelli che veramente si dedicano e che portano la vera autenticità, ecco, senza nessun sotterfugio, senza nessun artificio sulla tavola, sul bicchiere di tutti. E poi è vero, se vuoi far bella figura offri un Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Grazie. Grazie al direttore Diego Tommasi. Ora è il momento delle conclusioni e posso, con un timing più giusto, chiamare il consigliere provinciale della provincia di Treviso, Raffaele Freda. Grazie innanzitutto perché ho ricevuto 2 applausi anziché 1 e questo mi fa piacere. No, io voglio ringraziare e salutare intanto chi non è stato ancora citato, quindi il sindaco Cristiano Botteon del comune di San Pietro di Feletto, che ringraziamo per la sua presenza, l'assessore di Miane Elisa Furlan e Francesca Bertolini del consorzio Proloco Prealpi. Vi siamo grati per la presenza. Inoltre ovviamente vi porto un saluto della provincia di Treviso. La nostra è una provincia straordinaria per bellezza, è già stato detto. Non voglio dire che proprio le colline patrimonio dell'UNESCO sono forse la parte più bella della provincia, perché poi tutto il resto della provincia si offende, però insomma di patrimonio dell'UNESCO ne abbiamo soltanto uno, quindi credo si possa dire tutto sommato che quello sia un territorio, un'area straordinaria, una provincia veramente bellissima e che fa della bellezza forse la sua cifra maggiore. Se avessimo anche lo sbocco sul mare saremmo pressoché perfetti. Questo lo dico perché è una manifestazione, una rassegna come la Primavera del Conegliano Valdobbiadene, oltre a valorizzare un prodotto, valorizza in maniera importante e significativa il nostro territorio. Quindi a tutti quelli che danno un contributo per la realizzazione di questa rassegna noi dobbiamo essere grati sul serio, perché il vostro spirito, il vostro impegno, il vostro sacrificio fa più di quello che può fare qualunque ente locale, qualunque tipo di amministrazione per valorizzare quel territorio che sì è bello, però bisogna dirlo, bisogna farlo conoscere, bisogna invitare a frequentarlo, perché altrimenti poi lo sappiamo soltanto noi che lo viviamo, no? E aggiungo una cosa, perché grosso modo è stato, un paio di cose perché grosso modo è stato detto tutto. Le colline del Conegliano Valdobbiadene stanno scalando le classifiche dei siti più visitati non solo della regione del Veneto ma anche naturalmente della nostra provincia, a testimonianza del fatto anche che c'è un'utenza che apprezza la qualità e che il lavoro che ho appena detto viene fatto davvero bene. Poi dal punto di vista tecnico appunto avete detto tutto, siete molto più esperti, allora io voglio evidenziare soltanto una cosa. Si tratta ed è quella della parabola del Conegliano Valdobbiadene, oltre che della Primavera del Conegliano Valdobbiadene, anche di una bellissima storia che si direbbe per aspera ad astra, no? Che parte dalle asperità, dal sacrificio per arrivare al successo, alla vittoria. È una storia che parte dal basso, che parte dal lavoro delle Proloco, dal lavoro del consorzio, dal lavoro della confraternita, delle amministrazioni locali, per poi arrivare a grandi traguardi in termini di vendite, in termini di conoscenza del Conegliano Valdobbiadene e del nostro territorio. Una storia che parte dal basso e arriva al successo globale, perché possiamo davvero dirlo. E questo è merito di chi è qui oggi e non solo, ed è per questo che ci tengo a dirlo, perché è anche una grande storia tutto sommato veneta, è fatta di identità, di un certo carattere, di una certa etica del lavoro, dell'etica dell'impegno che porta poi ai successi. Detto questo, io non aggiungerei altro se non ringraziare naturalmente Claudio Borgia per aver organizzato, il consigliere Baldan
per aver fatto il direttore dei lavori quest'oggi in maniera egregia, Tommaso Razzolini, che è ex consigliere regionale ma anche ex consigliere provinciale, e in entrambe le sedi ha sottolineato e evidenziato la bellezza e il valore del suo territorio. E infine saluto naturalmente il presidente dell'Umpri Rino Furlan, Isidoro Rebuli, il direttore Diego Tommasi e gli amministratori che ho citato prima. Vi ringrazio, naturalmente visitiamo la primavera del Conegliano Valdobbiadene, viva le nostre colline, viva il Conegliano Valdobbiadene.